Oggi ci troviamo qui per l'inaugurazione di questa stanza, una stanza presente alla Biblioteca Teresiana, la biblioteca comunale storica del Comune di Mantova e che custodisce un patrimonio inestimabile, un patrimonio che oggi può essere consultabile grazie anche a questo nuovo riallestimento che è stato possibile, reso possibile anche grazie al supporto di Fondazione BAM. Si possono così consultare nuovi materiali che prima erano un po' nascosti e oggi invece possono essere proprio a disposizione del pubblico. Continuano anche tutte le importanti altre azioni della Biblioteca Teresiana grazie appunto al personale preparato che prevedono per esempio anche tutta la digitalizzazione dei materiali, il che le rende possibili alla consultazione e li rende disponibili anche online agli studiosi che le volessero consultare diciamo dall'altra parte del mondo. Per noi è una piccola conquista, siamo veramente tanto felici di inaugurare questa cosa perché questo nuovo servizio, perché ci abbiamo lavorato tanto. Ne approfitto per ringraziare di nuovo chi ha collaborato con me, perché è stato un lavoro di gruppo che è partito tantissimo tempo fa. Ci tengo a ricordare anche Giancarlo Giaramelli che prima di me aveva cercato di porre le basi per quella che è stato il primo del lavoro fondamentale, cioè la ricognizione inventariale. La Biblioteca Teresiana ha un fondo estremamente importante che supera le 12.000 unità, sia di carte sciolte antiche, che sono all'incirca 550, e il resto invece materiale moderno che diciamo, rappresenta alcune tematiche dalla storia dell'arte alla storia della città, alla cartografia, fino ad arrivare all'arte contemporanea, per cui è un patrimonio che si stratifica già dall'apertura della biblioteca e che continua la sua crescita costantemente. Infatti oggi inauguriamo questo spazio dove prima erano conservati i periodici della biblioteca per valorizzare questo patrimonio poco noto, perlomeno nella maggioranza della sua estensione, mentre molto noto era la parte riguardante la cartografia di Mantova, tra cui anche ricordiamo la stampa del Bertazzolo, di Gabriele Bertazzolo della città di Mantova. Nelle due sale teresiane contestualmente abbiamo allestito anche un piccolo spazio espositivo per dare testimonianza del fatto che questo fondo è in costante crescita, per cui abbiamo esposto le ultime acquisizioni per donazione, per lascito e per acquisto di materiali grafici sia antichi sia contemporanei.